Nel corso di questo ultimo decennio la scuola è stata potenziata nei laboratori e abbiamo laboratori di altissima qualità, definizione, e poi abbiamo tutte le aule attrezzate per poter fare anche nelle aule il digitale e principalmente questa disponibilità servirà per formare i nostri alunni come punto di partenza, ma anche il polo viene individuato anche per formare i docenti, d'accordo? Quindi ci saranno docenti della regione che poi saranno selezionati non da noi e verranno qui invece ad imparare per poi trasmettere il sapere ai discenti.